Un porto più sicuro ma soprattutto regolamentato da un testo che recepisce i cambiamenti normativi e strutturali degli ultimi 30 anni. Il regolamento di sicurezza varato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure sostituisce ed integra il documento precedente, recependo le istanze di chi vive quotidianamente la realtà portuale sammargheritese. Abbiamo deciso di adottare un percorso di condivisione con gli operatori, con il cluster marittimo portuale, perché ritengo che un loro apporto sarebbe stato fondamentale ed è così è stato. C'è stato un confronto serrato ma costruttivo, non solo riferito al regolamento in sé, ma poi abbiamo spaziato sugli argomenti che in qualche modo sono connessi alla sicurezza della navigazione. Il nuovo regolamento risponde alle esigenze attuali del porto di Santa Margherita Ligure con il nuovo assetto successivo alla mareggiata del 2018, la crescita del movimento marittimo e la necessità di separare i flussi di traffico con l'istituzione di un corridoio dedicato al pontile Lanzarotto-Maloncello. Una novità sicuramente è l'istituzione di un corridoio di avvicinamento e di allontanamento dal pontile Molo-Maloncello. Questo per garantire uno standard di sicurezza maggiore per le unità appunto che si approcciano a questo pontile, soprattutto faccio riferimento ai traghetti di linea che interessano quell'area, e viaggiando con tante persone a bordo era necessario garantire un flusso di traffico dedicato senza far mettere in pericolo appunto queste unità. In dotazione al Circomare anche nuovi dispositivi di videosorveglianza per un monitoraggio giornaliero delle acque antistanti Santa Margherita Ligure e l'area marina protetta di Portofino. E questa è la rada dinanzi a Portofino, e questi qui sono dei segnalamenti che indicano appunto il limite oltre il quale le navi da crociera non possono ancorarsi, e questo sempre a protezione di un'area così delicata e da tutelare come l'area marina protetta, garantendo sia i flussi turistici ma al contempo garantendo in maniera sostenibile l'area marina protetta, quindi un utilizzo sostenibile appunto del nostro tratto di costa.